Sky Sport a cui chiediamo se possiamo giocare a 7 il 26 giugno dell'anno scorso, dopo 10 mesi 4 gol paradisi. Come vede la serie veramente Sassari l'anno scorso? Come sempre sarà una serie prima di tutto spettacolare, ne sono convinto e lo speriamo. Secondo, equilibratissima, come è nella tradizione di queste due squadre. Quest'anno sono stati 3 precedenti nelle semifinali di Supercoppa, aveva vinto Reggio 7-9, 7-8, poi sono state 2 vittorie di Sassari, ma si resetta tutto, si ricomincia da capo e credo che entrambe le squadre volessero giocare subito l'una contro l'altra. Allora, innanzitutto Sassari è in un grande momento mentale. Benetti dall'altra parte ha bruciato le navi dicendo ok, ci sta bene giocare subito contro Sassari. L'atletismo, il desiderio di Sassari di giocare a ritmi altissimi e dall'altra parte l'organizzazione di gioco di Reggio Emilia che però vuole e spera trovare il Lavrinovic migliore. Il protagonista secondo lei potrebbe uscire oltre alla da una parte e dall'altra. Oltre alla Lavrinovic sicuramente Vieremenko sotto canestro, forse Polonara, giocatore insostituibile in questa serie del Reggio, e poi si devono accendere come sanno fare al di là di Aradori, Tauchenas e Della Valle, ne ha bisogno Reggio. Difficile dirlo, è un punto in più sempre la squadra che ha la bella in casa. Grazie.